Spiriti potenti vi invochiamo, vegliate su noi che video commentiamo. Tanti fulmini cadono dal cielo, è tornato Daniele De Martino e tutto il mondo è qui presente per la parodia di Fighter con i The Tubers. Una leggenda divenuta realtà, una dinastia, chiamatela se volete magia. Tutti aspettavano questo momento, eccoci qui, siamo tornati. Bene raga, qua fate di qui oggi sul mio canale e oggi, signori, siamo tornati con un nuovissimo video. Come avrete sicuramente sentito dalla intro e come avrete letto dal titolo, siamo qui con un grande ritorno. Con il ritorno dei nostri idoli, con il ritorno degli artisti più acclamati su questo canale YouTube. Ebbene sì signori, siamo tornati con Daniele De Martino e Daniele Marino. Non sarò da solo in questo video, infatti sono in compagnia sua. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fighter. Oggi mi ritrovo sul canale di Fighter perché non avevo niente da fare. Lui mi ha detto: vuoi fare un video con me? Ti pago. Mi ha pagato e sto qua. Le cose non sono andate proprio così, ma va bene. Vi ricordo di passare dal mio canale che trovate nella descrizione. Si chiama The Tubers. Oh, dai, devi sta calma. Non prendo tutte ste iniziative. Fammi spammare a me i canali se permetti. Canale mio, spam mio. Allora ragazzi, in descrizione troverete il canale di Ivan, il canale del suo gruppo, i The Tubers. Dovete iscrivervi al suo canale perché dobbiamo farli arrivare a 2000 iscritti. E oltre al suo canale raga, in descrizione ci sarà il video di Airway TV, un membro della mia crew, che ha fatto anche lui una parodia su Daniele. E quindi dovete obbligatoriamente passare raga, mi raccomando non deludetemi. E ovviamente iscrivetevi anche al mio canale ragazzi, perché dobbiamo arrivare a 5000 iscritti. Quindi adesso ragazzi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e cominciamo con la parodia. Iniziamo con una scena di massacro perché probabilmente Daniele De Martino vuole uccidere Daniele Marino. Oh, voglio giocare pure io a guardie e ladri. Aspetta che vengo pure io a correre. Che cazzo, ma vieta chiamare quando giocate? Secondo me mo cade. Infatti che avevo detto, Daniele stava per cadere. Complimenti Daniele, complimenti. Ma dico io, ma tanto ci vuole a prendere un bambino? Cioè, non è che sia, cioè, come fai ad essere così lento? Ah, non lo so io. Buongiornissimo, caffè. Per me un cappuccino, grazie. Che espressione era quella? Che espressione era? Vestiti, si è fatto già tardi. Sono le 15:28 in effetti, quindi dobbiamo darci una mossa qua. A me sono le 9:51. Dove cazzo vivi, Ivan? Sbrigati, non fare capricci. Ogni mattina è sempre la stessa storia, già sulla 7 camicie. 2 camicie te le do io. Ne devi prendere altre 5 così ne puoi sudare 7. Ti vanno bene quelle? Guarda che sono sfiziose. Non si può continuare così. Ma come sta prendendo il salame, lo sta buttando a mare quasi. Chi è che butta il salame a mare? Fammi capire. Vabbè, tralasciamo. È meglio, va. Non ci voglio andare, ti prego a scuola, non ci voglio stare, la bomba voglio mettere. Cerca di capire, ti prego non. Questa canzone è bellissima, io la userò come hit dell'inverno 2016-2017. Bellissima, bellissima. Nel dubbio 2017. Resistere a gridare, tanto non mi convincerai. Tu ci devi andare, signora te. Lo sta torturando praticamente, lo sta lavando con i nervi proprio. Cioè da notare che lo tiene per la testa così, nel senso t'affogo, muori, ci vai morta a scuola, fottete. Puh. Non vuoi rimanere, stavolta tu mi senti. Cioè io amo Daniele quando fa queste espressioni qua, mi fa morire, io li amo i suoi video, mi fanno sputtana troppo, li amo. Non puoi continuare a dire quello che vorresti fare. Uè, senti, bello Rufrat, quando vi mettete gli occhiali da sole, oppure in compagnia, sole in compagnia, lasciamo sta, la prendo come sfida, io la prendo come sfida. E dai. Tanto non mi corromperai. Discoteca.
alla faccia di Daniele Marino, cioè c'ha già quelle due ragazze e poi ci sono io. Tranquillo Ivan, ci penso io. Con i soldi puoi fare di tutto. Veditela tu, va. Madonna che acuto. Il ristorante. Ma questo qua è, non lo so, ma quanti soldi c'ha Daniele Marino per permettersi queste due qua? Cioè, a quanti anni ha? Io mi sento un po' fregato da questo bambino qua. Lo dici a me, lo dici. Guarda, io non c'ho niente qua, solo la carta d'identità che... Segni particolari povero, c'è scritto qua. Tu ci devi andare, signora, te tu non puoi rimanere. Stanotte tu mi hai sentito. Ritorna il discorso, come fa a non prenderlo? Ma va bene. Non puoi continuare a dire quello che vorresti fare, tanto non mi corromperai. Povero zaino è stato lanciato, buttato a mare, dappertutto. Nel 2016 non si maltrattano gli zaini. Lo zainicidio non è per noi. Io voglio creare questa campagna contro il maltrattamento degli zaini. Figlio di puttana, bastardo, pezzo di me. Ah, non si maltrattano gli zaini. Non ho fatto niente. Chiama il 45508 per donare un futuro a uno zaino. Scusa, zaino, scusa. Avamo con mamma. E dai fratellino, ascolta il tuo fratellone. Tu devi andare a scuola, è importante. Eia, e su Soteroli, non fai capricci. E dai, e va a scuola. A me. Ok, io ci vado a scuola, ma con patte condizioni. Cosa vuoi, un giocattolo? No, stasera mi porti con te, trovi una donna pure per me e facciamo una cosa a te. Facimmo pare tre. Notizia straordinaria, attenzione, cosa è successo? Un'edizione straordinaria, notizie di cronaca nera, una banda di piccoli gag mette una bomba nella scuola via Marchese Napoli Centro. Sto sognando, io sto sognando. No, tu sei diventato pazzo, perché quello là ti fa male, non devi frequentarlo più. Ti è piaciuta la sorpresa? Ti uccido. Solo io, quando ha detto ti uccido, ho pensato a questa scena. Tu hai ammazzato la mia gatta. No. Ti uccido. Ti uccido! Ogni anno un Daniele De Martino viene maltrattato da un Daniele Marino. Chiama anche tu il 45508 per impedire a Daniele De Martino di essere torturato e picchiato. Bene ragazzi, questa parodia con il buon fighter è giunta al termine. Io mi inchino. Mi sento onorato, addirittura un inchino, mi sento onorato, grazie. Come al solito lasciate un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi sia al mio canale sia a quello di Ivan, e vi ricordo di passare in descrizione che c'è il link del video di Airway TV che ha fatto anche lui la parodia, e iscrivetevi anche al suo canale. Prima di lasciarvi però volevo soltanto dirvi che girando sul web ho trovato un paio di siti dove potete comprare cose a bassissimo prezzo, e ci sono anche dei siti dove vi danno dei consigli per poter vendere qualsiasi oggetto ad una bella cifra. Quindi se volete fare affari passate dai link in descrizione, e se volete appunto fateci un salto che magari se avete qualcosa da vendere vi danno consigli e queste cose qua. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi. Io vi do un bacione, un salutone, ringrazio Ivan, stay fighters e never back down.